ispirato diversi suoni. Abbiamo parlato prima di Peppino De Ianna, davvero ha innestato, prima abbiamo parlato di Giovanni, ma anche per te, no, questo percorso, quindi i primi assaggi, anche se lui in realtà si era già nutrito in famiglia dei suoni delle bidulas, altrove le chiamano launeddas. Per noi Pepe Cuga è veramente un personaggio simbolo ed è suo zio, e quindi è molto strano che tu abbia, ma le sai suonare tu le launeddas? Forse no, appena, però l'organetto sì. Ha iniziato a 7 anni e debuttò in una serata che noi facciamo a Voda di Sardegna Canta, e da lì è partito il suo corso. Oggi accompagna il gruppo Folcoleri, l'altra formazione ovodese, perché abbiamo 2 gruppi di ballo a casa nostra, e ovviamente la delegazione che stasera lo accompagna propone Suballu Zoppo, in apertura girato a Dillo, e mi dicevano che Suballu Zoppo è proprio il ballo che in qualche modo chiamava a raccolta coloro che volevano poi animare la festa in piazza, il ballo d'apertura del richiamo. Allora un applauso a Pierpaolo Vacca di Ovoda e ai suoi amici. Thank you.